Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto nella mascherina, oggi parleremo di sigilli, perché alcuni di voi mi hanno scritto in PVT, altri mi hanno telefonato su WhatsApp per sapere di questi sigilli, cosa costano, come vengono fatti, dove si trovano, insomma, perché alcuni hanno visto su internet alcune foto in siti a prezzi veramente stracciati e si sono fatti delle domande, ma hanno un valore, se sì, se no, come li fanno avere certi prezzi. Allora, partiamo subito dal presupposto che per poter eseguire la consacrazione e la vitalizzazione di un sigillo ci vuole una conoscenza immensa dell'attrezzatura, del materiale immenso. Ad esempio io qui ho il secondo sigillo di Marte, vedete? Questo. E per poter fare questo sigillo, a parte la conoscenza e la struttura, il tempio e tutto il resto, ci vuole come minimo un'ora di consacrazione e di lavoro per richiamare il genio, cioè il genio, più che il genio, io lo chiamo genio, ma in questo caso sono le forze planetarie di Marte. Questo sigillo qui infatti l'ho fatto per alleviare i dolori, per proteggermi dai dolori. Quindi questo sigillo qui ha dietro un'ora di lavoro di un mago di alta magia operativa, quindi potete capire praticamente l'impegno che ci sta dietro. Poi chiaro, è fatto di carta penata, carta pergaminata, scusate, e di conseguenza è fatto con inchiostro rosso e nella sua piccola custodia color rosso, che è praticamente il corrispondente al colore di Marte, vedete? Ecco, un sigillo generalmente è così. I più pregiati chiaramente possono essere fatti anche su oro, su rame, su bronzo, su altri materiali molto più resistenti. Dico questo perché alcuni mi hanno contattato, mi hanno fatto vedere delle foto di sigilli che fanno copia e incolla su internet e web e vorrebbero utilizzarli, ma quei sigilli lì al massimo possono essere utilizzati come talismani per il semplice fatto che prendono l'egregora, ma non hanno niente a che vedere con consacrazione dedicata a una persona, perché il sigillo è un'entità viva, quindi dentro questo pezzo di carta pergaminato, dentro questo sigillo c'è un'entità planetaria viva che mi resterà incollato fin quando il vostro marietto resterà su questo pianeta e camminerà. Quindi è chiaro che sono strumenti diversi, che hanno compiti diversi. Quello che si trovano sul web a prezzi scontati non sono altro che talismani, se proprio si vuol dare un nome esagerato, in cui hanno praticamente, se si può dire, delle egregore che potrebbero essere definite anche ferri di cavallo, peperoncino, insomma chi più ne ha più ne mette, voi sapete, no? Il cornettino e roba del genere. Ma quando si parla di sigilli, soprattutto sigilli di alta magia operativa, soprattutto quelli salomonici, qui viene in campo invece l'operazione magica, che comporta come minimo un'ora, e poi l'ora magica nel giorno del suddetto sigillo deve essere fatta. Quindi quando voi vedete questi talismani, cioè non talismani, ma diciamo sigilli impressi in portachiavi o in pezzi di carta stampati, roba del genere, ecco, quelli al massimo possono avere la valenza di un talismano, che sì, effettivamente uno potrebbe dire hanno una certa forza e nessuno mette in dubbio, ma non hanno niente a che vedere con un sigillo di questa qualità. E poi dovete capire anche una cosa: il sigillo è consacrato alla persona. Che cosa vuol dire questo? Che obbedirà e cercherà di fare il bene solo di quella persona con cui è stato o per cui è stato consacrato. Quindi se voi vedete, acquistate un sigillo consacrato a voi, nessuno ve lo può rubare e nessuno ve lo può prendere, anche se lo perdete. L'unica cosa è che non bisogna distruggerlo. Io chiaramente metto delle sicurezze, che se qualcuno ve le ruba o ve lo distrugge non pagate un debito di karma, perché essendo una persona, anche se vibrazionalmente parlando è un'entità, se viene rovinato o distrutto c'è un karma da pagare. Quindi, perché vi dico questo? Perché tempo fa una signora mi ha contattato per dirmi che appunto
c'era una sua amica, a meno che pensate fosse sua amica, distrattamente l'ha distrutto e da quel giorno lì ha avuto praticamente un crollo sia finanziario, economico che a livello fisico. Si è ammalato, insomma ne ha avute di tutti i colori. Parlo di una persona che mi aveva contattato anni fa. E perché? Perché chi aveva costruito quel sigillo, chi aveva consacrato lei quel sigillo, non gli aveva messo delle sicurezze e di conseguenza purtroppo quando si fanno certi errori poi torna il conto karmico. Invece questi sigilli sono a prova sia di furto che di distruzione, perché hanno dentro un elementare che disinnesca questa forza se viene rubato o distrutto anche casualmente. Bene cari amici, avete visto più o meno come un sigillo, perché alcuni mi chiedono come sono questi sigilli. E voi sapete che il prezzo è di 120 euro, ma sono 120 euro spesi bene. Voi potete pure contattarmi se ne desiderate uno, ricordatevi che il prezzo è di 120 euro ed è un prezzo interessante perché ci sono anche altre persone che vendono questi sigilli fino a 1500 euro. Devo dire che è giustificatissimo perché c'è dietro un lavoro immenso, poi chiaramente dipende anche dall'anima del maestro, del mago, dell'operatore esoterista che li consacra. Chiaramente più l'anima dell'operatore esoterista che li consacra è alta e più chiaramente ha un valore il sigillo, anche se la forza interna è identica per tutti i sigilli fatti con la consacrazione alla persona. Comunque è chiaro che ogni esoterista, ogni operatore del settore poi ha le sue qualità e i suoi pregi. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano ha finito, vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, eventualmente anche di venire nel nostro gruppo Telegram. Vedete qui sotto in descrizione i link per aggregarvi ai nostri gruppi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!